La rossa IGP incontra la bionda DOP, intesa delle arance in Sicilia, il servizio di Gaetano Ravanazzi. Un incontro informale per parlare di possibili future azioni comuni con l'obiettivo di promuovere la Sicilia. La rossa IGP incontra la bionda DOP. A Macfrut nasce l'intesa tra le arance siciliane. Dopo l'incontro le due realtà sono già al lavoro per attività comuni. Gerardo Diana dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP commenta: così raccontiamo nel mondo la Sicilia attraverso valori comuni. Salvatore Daino dell'Arancia di Libera DOP rincara la dose: fondamentale unire forze e risorse economiche per passare messaggi positivi ai consumatori di tutto il mondo. Un vero e proprio gemellaggio tra due grandi frutti della Sicilia è quello che è avvenuto a Rimini durante la prima giornata di MacFruit tra il Consorzio di tutela dell'arancia rossa di Sicilia IGP e quello dell'arancia di Ribera DOP, che in occasione della presentazione del comitato Ortofrutta DOP IGP promosso da Origin Italian, dal quale entrambi fanno parte, hanno dato vita a un primo incontro informale. Obiettivo è quello di unire gli intenti di due realtà simili, una IGP e l'altra DOP, in rappresentanza di una regione come la Sicilia che accomuna la loro terra d'origine. È un messaggio che vogliamo lanciare insieme non solo alla nostra regione, la Sicilia, ma a tutto l'agroalimentare italiano, ovvero che fare sistema veramente non deve essere più uno slogan, ma una realtà, spiega il presidente del Consorzio dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana. Per questo abbiamo voluto cogliere questa occasione di Rimini, promossa da Origin Italia, come inizio di una nuova visione che deve partire da due realtà come quelle delle due arance siciliane. Concetto ribadito dal presidente del Consorzio dell'Arancia di Ribera DOP, Salvatore Daino. Un incontro, dice Daino, il nostro, che ha consolidato il rapporto tra i due consorzi di tutela e che ha voluto ribadire ciò che il presidente di Origin Italia, Cesare Baldrighi, ha sottolineato, ovvero che facendo sistema sarà più facile anche affrontare le problematiche attuali e future del comparto e vincere la globalizzazione unendo forze e risorse. Promuovere insieme la Sicilia attraverso la qualità dei due gemelli diversi, i gemelli diversi, così come sono state simpaticamente definite le due eccellenze agrumicole siciliane, hanno un comune denominatore di grande impatto: la Sicilia, per l'appunto. Nell'immaginario collettivo la Sicilia è mare, sole e arance. Per questo abbiamo voluto mettere insieme queste due grandi eccellenze, la Rossa di Sicilia IGP e Ribera DOP, per dare un importante messaggio di origine riguardo alle arance siciliane, spiega Elena Albertini, vicepresidente del Consorzio dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP e ideatrice dell'iniziativa di MacFruit. Due tra i più grandi consorzi italiani si sono consolidati per amplificare il messaggio che Origin Italia ha voluto lanciare attraverso la realizzazione di un comitato ortofrutticolo di prodotti DOP e IGP. L'arancia di Ribera DOP, un boom di vendita. Si è passati dai 9 milioni di chilogrammi di prodotto lavorato e messo sul mercato durante la stagione 2021-2022 ai 16,6 milioni di chilogrammi della stagione 2024-2025, per una progressione di quasi 80 punti percentuali. Secondo i dati ufficiali del MASAF, nella passata stagione 2023-2024 erano stati lavorati 14 milioni 968.862 kg di arance certificati DOP, mentre nella stagione 2024-2025 si è arrivati a 16.668.095 kg, con un più 11,4%, un risultato che segue il record del 66% di crescita registrato nella campagna precedente. La zona di produzione dell'arancia di Ribera comprende le aree della provincia di Agrigento ricadenti nei comuni di Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica, Raclea, Cianciana, Luccasicula, Menfi, Montallegro, Ribera, Sciacca, Siculiana e Villafranca Sicula, e della provincia di Palermo nel comune di Chiusa Sclafani.